La sensazione è che la squadra ovviamente non abbia vissuto bene questa settimana e credo che insomma, sarei stato preoccupato del contrario, però nello stesso tempo si sia calata in quello che comunque è diventato un obbligo. Non c'è più nulla da fare, il ricorso è stato respinto e domani il Venezia giocherà il play-out contro la Salernitana sul campo avversario alle 20:45. Il ritorno sarà domenica allo Stadio Penzo alle 18. È stato una mazzata perché non ce l'aspettavamo. Aggiungo, penso di poter dire, perché ormai avevamo acquisito nel tempo il diritto a dover pensare di essere salvi, così invece non è stato e quindi rituffarci sportivamente con la testa e tutto il resto dentro due partite che diventano le partite più importanti della stagione, capite bene che ti creano qualche problema. A livello personale è stata una grandissima delusione. Che ha colto un po' tutti di sorpresa. In tanti anni di carriera, le era mai capitato di dover fronteggiare una situazione così? No, e vi assicuro che ne ho viste, quindi ne ho viste di tutti i colori, questa no, Quindi il vostro approccio sul campo domani come sarà, quale sarà? non lo so, quindi lo vedrete quello che succederà in campo, ma ve lo dico non per sviare, perché è impossibile prevedere quello che siamo. Ecco, un consiglio lo do a chi scrive, visto che se ci fossero due pareggi non passiamo noi, se ancora qualcuno non l'avesse capito, noi non abbiamo nessun tipo di vantaggio e nel caso avessimo avuto il vantaggio di giocare in casa il ritorno, credo che i nostri tifosi abbiano parlato chiaro, non vogliamo neanche quel vantaggio. Mentre dai giocatori arriva un appello al pubblico: venite al Penzo a tifare Venezia, lottiamo tutti insieme contro questa ingiustizia.